Premesso che anche la mia azienda è un'azienda che vuole rispettare l'ecologia, l'ambiente, soprattutto il paesaggio, perché parliamo di turismo e il turismo è fatto anche dagli edifici che abbiamo intorno. Io ho un'impresa di costruzioni. Vi racconto un po' la mia storia brevissima, no, brevissimamente, perché sono 20 anni che faccio costruzioni. L'azienda nasce dall'azienda di mio papà nel 65, che poi nel 94 è mancato. Io facevo la ragioneria, andavo a scuola, pensavo di fare la contabilità alla sua azienda e in realtà mi sono trovata a portare avanti l'impresa. Nel 2009, con quello che è un po' la discesa libera dell'edilizia, ho voluto esprimere quello che da molti anni avevo dentro e quindi creare l'edificio come non solo costruzione ma come emozione per chi lo vive e per chi lo vede. Per fare questo, con questa nuova impresa, appunto a mia casa, ho voluto assumere delle ragazze architette per dare appunto, o architetto, non so come si dice, per dare questo valore aggiunto all'edificio, nel paesaggio, nella costruzione in genere e nel modo di viverlo. Noi facciamo costruzioni classe A perché credo fortemente nel risparmio energetico, però nel mio logo c'è scritto tradizione e innovazione. Non voglio pensare solo a cose futuristiche, ma raccogliere dal passato per avere un buon futuro. Quindi do lavoro alla gente del mio paese, acquisto materiali ecologici, facciamo tutta una ricerca dietro per offrire con professionalità e competenza l'edificio chiave in mano, anche o anche al grezzo, ma soprattutto chiave in mano ai nostri clienti. Grazie dell'opportunità.